Nella parte di Elvis Presley, 48 ore prima della morte, Mangoni. Stavo per dire, guardate che pubblico maturo che riesce a apprezzare un brano che si stacca un po', diciamo, dai soliti brani. Scusate, no, mi nervosisce quando vedo la gente che cammina. Per carità, fai pure quello che vuoi, però sono nervoso. Il suo passo protesta, ha bisogno di musica, mentre Davide resta in disparte, ripensa a Sant'Ana, a quel giorno a Bologna. C'è Paolone che pensa alla fregna, c'è Cristian che pensa continuamente alla fregna, c'è Sergino che chiede da bere, gli do il mio bicchiere, ma tanto lui pensa alla fregna. Bis, bis, la gente vuole solo il bis, bis, le gole bruciano nel bis, finché c'è musica. Bis, bis, vagoni pieni di dannato bis, bis, col cuore in gola disperato bis. C'è John Holmes con la donna volante, lui stringe il volante, lei stringe il suo bis. Super giovane ha rotto la Vespa, è sul ciglio che aspetta di prendere il bis. Il pipero ci ha rotto i coglioni, noi siamo cresciuti a bistecche di bisonte. Prego Dio che ne valga la pena, giriamo la scena dell'ultimo bis. E bis di tutto, bis di niente, bis, bis, da voi richiesto ripetutamente bis. Dai, facciamo sto cazzo di bis. Chiama Mangoni, c'è da fare il bis. Saliamo ancora da nazione bis. Vi è piaciuto il concerto stasera? Se sì rispondete e ora siamo di fronte ad un bivio, o andare a fanculo, suonarvi dei bis. E questa è la sigla alla fine del film, ma questo qui non è mica un film, questa è la vita. Ma la vita non ti dà la possibilità di un bis. Anche se